Se noi andiamo realmente a ragionare su quello che è il costo per l'azienda o a carico del collaboratore, il costo si avvicina al 90%. Cosa vuol dire? Che ogni euro che io distribuisco a quello che è il mio collaboratore ne devo accantonare, ne devo pagare quasi un altro euro a quelli che sono i costi totali delle varie tassazioni. A fare i conti del costo del lavoro a carico dell'azienda, confrontandolo con quello percepito dal dipendente, è questo imprenditore veneto. La sua è una start-up nata meno di un anno fa, produce e vende alcalinizzatori per l'acqua ad uso domestico, 10 dipendenti, in Nord Italia come mercato di riferimento. È pronto a sbarcare anche nel resto d'Italia, se a livello fiscale qualcosa cambia. Il nostro obiettivo è portare ricchezza nel paese dove lavoriamo. Se ci aiutassero andando a diminuire, alleggerire questi costi, sicuramente potremmo dare molto di più a quella che è la società nell'assumere più persone, nel distribuire più ricchezza. Manuel continua a farsi i conti in tasca sperando in un abbassamento del cuneo fiscale, partendo dall'esempio di un collaboratore che prende 1.000 euro al mese, che alla fine tra 13ª e 14ª TFR costa all'azienda dai 25 ai 30.000 euro all'anno. Per 10 collaboratori fanno 300.000 euro. 10 punti di meno di cuneo fiscale si trasformano in un 20% effettivo, avrei un costo da sostenere per 10 collaboratori esattamente di 250.000 euro. Con quei 50.000 euro che vado a risparmiare si trasformerebbero in altre 2 collaborazioni aggiuntive che noi possiamo ovviamente raggiungere. E così la pensano anche i suoi dipendenti, che per una volta sembrano essere sulla stessa barricata. Sì, la tassazione insomma è un po' elevata, quindi avere qualche soldino in più farebbe sicuramente comodo. Quindi la colpa di chi è? Dello Stato. Altro settore, stessa situazione, stessi conti anche per questo tappezziere, 56 anni di attività, tutta la famiglia al lavoro, una sola dipendente messa a part-time per scelta obbligata visti i costi. È stata messa a part-time sempre per questo motivo, per cercare di mantenere il suo posto di lavoro, però pur di pagare tutte queste cose qua, noi abbiamo fatto i sacrifici, li facciamo tuttora i sacrifici.